Le Lucane per continuare il percorso da capolista indomita del campionato, le ospiti per dare una scossa a una classifica che non è affatto felice. Tutto questo è CMB Audace Verona, 13ª giornata della Serie A femminile. Siamo qui in diretta dal Pala Saponara di Salandra, pronti per raccontarvi l'anticipo di questo turno. Dunque riparte l'Audace. Attenzione, Renatigna riesce a recuperare la sfera su Evelyn Tosetto e non perdona. 1-0 per il CMB. Ion, siamo giunti all'8° minuto, prova a calciare da lì Belli, termina sopra la traversa. Tassello di grande rilevanza per mister Neri. Attenzione qui, Butima beffa da Verdù. 2-0 CMB. Sara Butima. Dunque è terminato il primo time out di questo match chiamato da mister Andrea Rossi. Ripetiamo per chi si fosse collegato da poco: 2-0 il parziale, il CMB in vantaggio. Attenzione, c'è un contropiede di Maretti, poi arriva il gol da parte di Melissa Barban, accorcia le distanze l'Audace Verona. Scambio per Belli, ancora Ion, prova a calciare direttamente, palla che viene allontanata, poi palla in mezzo, respinge Di Biase, può ripartire Vanin. Attenzione, prende campo, c'è margine per far male. Attenzione a Valentino, calcio Valentino! 3-1, si riporta a +2 il CMB. Renatigna sulla sinistra per Vanin, avanza per via centrali, calcio Vanin! Gran bel gol di Vanin, 4-1 per il CMB. Attenzione intanto Renatigna, c'è margine per far male, su secondo per Butima che colpisce il palo, grande chance sprecata da Butima. 1:30 ancora da giocare, poi sarà intervallo, calcia Butima e a questo giro riesce a centrare la porta. 5-1 per il CMB. Bitonto Altamura, così come Ocasa Falconara Tikikaka. Attenzione qui, Barbon arriva a trovare il 5-2, accorcia le distanze, sempre lei, Natasha Barban, prende campo, qui Vanin prova a calciare, la fa sua Verdù, prova a concludere Renatigna, colpisce il palo ma la sfera non entra in porta. Sulla destra per Renatigna, cerca e trova Belli che calcia e arriva il gol del 6-2 firmato Federica Belli. Ancora corner, prova ancora Belli. 7-2 ancora una volta e il CMB si porta a +5. Ion, Butima vuol proseguire, la vince Barban che calcia dalla distanza, colpisce l'incrocio dei pali. Attenzione, sono lunghe le due squadre, avanza Vanin, ci prova Bergamotta che colpisce la traversa. Il CMB adesso recupera la sfera e cerca di reagire. Attenzione Renatigna, Vanin, 8-2, Deborah Vanin ci mette anche lei la firma. Vanin, Barban vuol dar fastidio, non ce la fa. Attenzione qui, arriva l'autogol, autorete e il 9-2. CMB che con queste prerogative inizia a proiettarsi al match. Attenzione, arriva il gol del 10-2, ultimo tocco da parte di Ion, un po' a caso. Ultimi 2 secondi, ormai non c'è più tempo, pronto a festeggiare il pubblico del Pala Saponara. 10-2 del CMB.